Effetto Friuli Giovani, siamo tornati anche quest'anno, buonasera e bentrovati, ancora un altro anno insieme con i soliti ingredienti ma con tante idee sempre da proporvi e da sottoporre alla vostra attenzione magari anche con il vostro contributo via SMS al telefono. Gli ingredienti sono i ragazzi, la consulta provinciale degli studenti, tanti ospiti, noi di Telefriuli per riuscire ogni volta ad interrogarci su un tema, cercare di farlo nel modo più innovativo in un certo senso possibile, cioè traendo qualche cosa di nuovo e traendo profitto proprio dalle menti fresche e giovani che abbiamo la possibilità di avere qui in studio di settimana in settimana. Appuntamento spostato al venerdì, ci troveremo ogni venerdì a partire dalle 21, ottavo anno, ottavo appuntamento, allora inauguriamolo come si deve con il docente referente alla consulta provinciale degli studenti, Emanuele Bertoni, buonasera. Buonasera. E innanzitutto da parte mia, prima di darle poi la parola, saluto, innanzitutto un saluto non fisico che va dovunque noi vogliamo immaginarlo, ovvero a Cristina, quindi da parte di tutti noi, Cristina che faceva parte della consulta provinciale degli studenti, che ha voluto questo progetto e che non c'è più e quindi le facciamo un applauso, così è il nostro saluto a lei. Per il resto la parola a Emanuele Bertoni. Beh, l'ottavo anno, come veniva poc'anzi ricordato, abbiamo ricordato anche Cristina che ha sostenuto fortemente questa iniziativa e questo progetto della consulta provinciale degli studenti, un progetto che in realtà è costituito da due blocchi importanti, le trasmissioni televisive, e questa ne è la prova, e il telegiornale degli studenti. Telegiornale degli studenti che è un contenitore messo a disposizione delle scuole della provincia di Udine, è uno strumento importante perché ha la possibilità di valorizzare l'eccellenza. Le trasmissioni televisive hanno dal canto loro l'importanza di poter creare dei momenti di discussione su varie tematiche, come abbiamo visto in questi 8 anni. 8 anni sono tanti perché si tratta in effetti di un progetto che a livello nazionale è unico, per la portata, per la durata, ma anche per il coinvolgimento così importante di tanti studenti. Non possiamo dimenticare chi ha reso possibile questo, oltre a Telefriuli, quindi ricordiamo e ringraziamo il direttore Terasso che ci ospita nuovamente anche in questa edizione, la consulta provinciale degli studenti, gli studenti, la commissione stampa che lavora molto in tal senso, ma anche chi effettivamente sostiene il progetto, cioè la Regione Friuli Venezia Giulia attraverso i bandi speciali e la SAF. Quest'anno abbiamo una collaborazione speciale con la SAF, una collaborazione che oltre a darci il supporto logistico, alcuni degli studenti verranno in trasmissione anche grazie a questa collaborazione, quest'anno vogliamo intensificare la collaborazione con questa realtà del territorio attraverso l'analisi di problematiche che riguardano gli studenti più da vicino, in particolare fenomeni di bullismo che accadono anche durante il trasporto. Ricordiamo che dal 10 al 15% dei fenomeni di bullismo avvengono proprio sui mezzi di trasporto. Comunque sarà un'edizione, sono certo, brillante e partiremo alla grande. È bella carica e diamo il benvenuto allora anche alle new entry, salutando voi perché insomma c'è uno staff di docenti, di insegnanti che collabora a questa trasmissione con la commissione stampa, con la consulta provinciale degli studenti, e allora io saluterei chi non fa parte più di questo gruppo da quest'anno, un caloroso saluto a Giampaolo Izzo che non sarà con noi in questa edizione e certo, è al professor Maranzana che insomma ci hanno aiutati nelle ultime edizioni portando un contributo decisamente importante per la buona riuscita della trasmissione. E allora il benvenuto invece a Francesco Cioli che qui in studio sostituirà Giampaolo Izzo, è lui la new entry di quest'anno, ben trovato. Grazie, sono onorato di essere qui con voi e soprattutto con i ragazzi perché sono loro in fondo i veri protagonisti non solo della trasmissione, ma protagonisti di una parte forte della nostra società che ha diritto di aver voce e di esprimere le proprie opinioni. E quindi speriamo che questo diventi un lavoro veramente divertente e in qualche modo costruttivo, che faccia diventare loro più grandi e più sapienti. Ecco. E ben trovato con un nuovo look a Nino Moro. Buonasera. Non sono una new entry, sono una new esci, ma sì.
siccome voleva essere un po' new entry ha cambiato il look. Comunque grazie, è un piacere averla con noi anche quest'anno. Chiudiamo la parte dei saluti. Innanzitutto saluto tutti voi, chi conoscevo già e chi conoscerò da quest'anno, è davvero un piacere, ma un saluto speciale lo devo fare da Aurora, che ha fatto un passo in più, è la Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti. Allora complimenti Aurora e ben trovata. Grazie mille, buonasera a tutti. Sono contenta di essere ritornata, diciamo, un po' a casa, perché oramai dopo tanti anni siamo a casa, e faccio un grande in bocca al lupo alle nuove entrate e auguro che vivano questa esperienza con la stessa serenità che ho vissuto io. Faccio un in bocca al lupo a te e ringrazio le new entry, come abbiamo detto prima, e sono contenta e spero di fare bene e che ci troviamo bene tutti insieme. E poi hai due esempi anche in parte a te, perché sono venuti a trovarci anche presidentesse del passato, allora le salutiamo, grazie per essere con noi questa sera. Grazie a voi dell'invito, carissimo, è sempre un piacere tornare qui, e un in bocca al lupo anche da parte mia ad Aurora prima di tutto, a Francesca e a tutti i professori che ogni serata qui danno qualcosa in più a noi ragazzi, e anche per me è sempre stata una bellissima esperienza. Anch'io l'ho ereditata a mia volta alla mia sinistra. Facciamo il passaggio. Sì, grazie, ringrazio anch'io per l'invito. E io mi ricordo molto bene quando iniziavamo questa esperienza, mi ricordo quanto erano importanti gli appuntamenti di ogni venerdì, anche quella volta era il venerdì. Il professore mi ha ricordato che erano 8 anni fa, io non me lo ricordavo, ben 8 anni fa, e sono veramente contenta di essere di nuovo qui con l'esperienza che ho fatto in questi 8 anni, ma riesco a fare un salto indietro molto volentieri. E io insomma mi sento la più giovane, tutti parlate di questi 8 anni, solamente il secondo, ma finita questa parte che era doverosa ovviamente di saluti e di ringraziamenti, dovevamo entrare nel tema che abbiamo scelto per questa serata. Cominciamo col voto, in un certo senso ci leghiamo all'attualità italiana, però che ha toccato da vicino anche la città di Udine proprio la scorsa settimana, quando il ministro Kyenge ha fatto visita appunto a Udine, portando anche le idee delle quali si sta discutendo a Roma, in particolare sulla riforma del diritto di cittadinanza, tema immigrazione, quindi al quale arriviamo partendo proprio da questa proposta. Uno ius soli temperato, si diventa cittadini come cittadini italiani per discendenza, cittadini italiani invece per nascita, e quali sono gli interrogativi principali sull'immigrazione, se da un lato la gran parte degli italiani si schiera a favore di una riforma del diritto di cittadinanza, quindi ad una maggiore apertura, dall'altra parte ci sono anche tanti timori, e la metà per esempio degli italiani è d'accordo con il mantenimento del reato di clandestinità. Qualche numero che vi ho dato, altri ne vedremo anche grazie a delle schermate nel corso di questa serata, avvalendoci di sondaggi che sono stati effettuati sul territorio nazionale, e ringrazio per essere con noi tra gli ospiti Alessandro Ciani, coordinatore della Lega Nord di Udine, grazie. Buonasera. Per essere in nostra compagnia, e abbiamo anche l'assessore all'inclusione dei diritti del Comune di Udine, Antonella Nonino. Facciamo un'entrata, un'entrée così live proprio, ma da vera diva, ecco, ci sta raggiungendo, così verrà microfonata. Partirei allora intanto proprio con questa proposta che è stata presentata, di cui si è parlato anche a Udine. Si temevano più proteste, in realtà poi il numero non era così consistente, Ciani, ma intanto la vostra posizione su questa proposta? Io credo che prima di iniziare a parlare qualche dato. Si sbaglia quando si ritiene che lo ius soli sia la regola, e invece l'Italia, che prevede un sistema diverso, sia un paese retrogrado, conservatore, medievale. In Europa di fatto sono rarissimi i casi in cui ci sono sistemi di ius soli, sono proprio casi eccezionali, in particolare in America, per ragioni storiche ben precise, cioè stati che soprattutto nel passato necessitavano di attrarre immigrazione, cioè paesi con una vasta ampiezza territoriale, con una densità demografica invece molto bassa, e che quindi richiedevano immigrazione, forza lavoro, persone. In Europa forse la sola Francia, diciamo. Ecco, anche questo è un errore, però non è lo ius soli puro e semplice, non puro, esatto, ma appunto un ius soli temperato, cioè c'è la necessità per la persona nata in Francia
di avere i genitori, se non sbaglio, residenti da almeno 5 anni ininterrotti per acquistare la cittadinanza. Quindi lo ius soli pure semplice in Europa, credo, non so, Assessore mi corregga se sbaglio, non esiste. In Africa non c'è nessun paese con lo ius soli pure semplice. Stesso discorso vale anche per i paesi asiatici. Lo ius soli pure semplice è proprio un'eccezione confinato unicamente a paesi come Stati Uniti, Canada e molti paesi in Sud America, proprio per le ragioni che dicevo prima. Noi contestiamo questa idea proprio per il fatto che non c'è la ragione giustificatrice, cioè non c'è la necessità per l'Italia di attrarre immigrazione. La situazione economica è grave, è gravissima e non c'è la possibilità né per noi di dare insomma, delle condizioni accettabili a queste persone, né dunque per queste persone di avere in Italia delle condizioni di vita accettabili, dignitose, come richiede la Costituzione italiana stessa. Una riforma però della legislazione sul tema immigrazione sarebbe necessaria? Se sì, in che senso? Ma noi riteniamo che se c'è la necessità di una riforma, c'è la necessità di una riforma che renda ancora più seria la politica sull'immigrazione, più dura. Non c'è la possibilità, ripeto, quando si parla di immigrazione io ritengo che il primo aspetto che c'è da valutare siano le condizioni economiche e le possibilità che offre il paese destinatario dell'immigrazione, il paese che accoglie. Nel momento in cui le nostre condizioni economiche sono drammatiche, sono davvero drammatiche, in Italia si fa difficoltà ogni anno a finanziare gli ammortizzatori sociali. A Porcia ci sono i lavoratori che se manterranno il posto di lavoro lo manterranno forse a metà dello stipendio. I comuni, l'assessore me lo confermerà, hanno difficoltà a finanziare i servizi. Io sono stato recentemente con una signora anziana a chiedere un'agevolazione per la Tares, ci sono le agevolazioni per l'affitti, immagino che il comune abbia difficoltà a finanziare ogni anno servizi del genere. Voi capite che portare ulteriori persone a vivere in condizioni difficili per il nostro paese è insostenibile e lo ius soli attrae immigrazione. Il rischio è che si porti persone, donne anche clandestine, a venire a partorire in Italia per far acquistare la cittadinanza ai figli ed in questo modo restare legittimamente in Italia dapprima e poi successivamente acquistare la cittadinanza. Questo non lo dice il segretario della Lega, non lo dicono i cattivoni della Lega, ma lo dice Piero Grasso, che è Presidente del Senato e che tutto può essere tranne che leghista. Lo dice il professor Sartori, editorialista del Corriere della Sera, della Repubblica, che ha litigato moltissimo con questi giornali e ecco, non è proprio un dirigente della Lega Nord. Che sensazioni percepisce nella gente e come si spiega i dati che mostrano un'Italia in un certo senso contraddittoria, ovvero da un lato sia a favore di una Italia meno severa dal punto di vista della concessione del diritto di cittadinanza, ma più severa per esempio poi nel controllo dell'immigrazione in generale, cioè sembra una contraddizione, non lo è, ma guardi, che sentire c'è nella gente? Ma io credo che da un lato l'italiano è una persona accogliente, è una persona che si trova in difficoltà, sta male a vedere persone in difficoltà. D'altra parte però io credo che la gente si renda conto che il nostro paese non è più in grado di accogliere flussi indiscriminati di persone perché non è in grado di dare delle condizioni di vita accettabili. Ci sono persone friulane, venete, campane, siciliane che non arrivano alla terza settimana del mese, i comuni che fanno difficoltà a dare servizi, gli enti locali che sono nel disastro, lo Stato che non riesce a finanziare ammortizzatori sociali, esistono lavoratori di Serie A, di Serie B, lo dice Renzi, lavoratori delle grandi aziende che perdono il lavoro e hanno comunque un sostegno al reddito e lavoratori di piccole e medie imprese come nella nostra regione, la maggior parte, che perdono il lavoro, l'azienda chiuse e non hanno ammortizzatori sociali. È una situazione economica disastrosa e come possiamo noi dare condizioni di vita accettabili ad ulteriori persone. Prima della pubblicità e poi sentiremo anche le altre opinioni, le faccio un'ultima domanda. Si può essere in disaccordo anche senza andare a protestare, cioè non è detto che poi solamente chi protesta sia in disaccordo, però è rimasto un po' deluso per le opinioni che sono sue dalla presenza, diciamo, di opinioni diverse a manifestare il giorno in cui la Kyenge era qui a Udine. Guardi, numericamente insomma non era... Allora, brevissimo, credo che
alla Lega si può dire tante cose tranne di essere incapaci di portare gente in piazza, di organizzare manifestazioni. Noi abbiamo voluto fare un piccolo presidio con un piccolo cartellone, una cosa molto simbolica. Ci siamo molto sorpresi peraltro per un dispiegamento di mezzi di forze dell'ordine che era notevolissimo, era bloccata praticamente Piazza Libertà, via Mercato Vecchio. Noi avevamo avvertito la questura che saremmo stati un numero limitatissimo di persone, 15-20, proprio per evitare strumentalizzazioni, per evitare che a noi si unissero poi frange di persone estremiste con insulti di tipo razzista, che non era nel nostro obiettivo, non è nel nostro stile. Quindi noi non abbiamo organizzato una manifestazione, non abbiamo organizzato la presenza di centinaia e centinaia di persone, e credo che quando la Lega lo fa ci riesce e non abbiamo assolutamente problemi a organizzare manifestazioni di piazza, l'abbiamo sempre fatto, lo faremo, siamo capaci di farlo. Quindi i numeri sono relativi, non contano. Anche il convegno in Castello, adesso io non c'ero, non ero invitato, ma non mi pare che ci fossero migliaia di persone in un convegno, era una cosa volutamente limitata da una parte e dall'altra, quindi credo che i numeri non fotografano poi il consenso o il dissenso nei confronti delle proposte del Ministro. Pubblicità e a tra poco per entrare nel vivo della discussione. Eccoci qua, bentrovati, seconda parte di Effetto Friuli Giovani. Si parla di immigrazione a partire dalla proposta di riforma del diritto di cittadinanza. A Udine se ne è parlato, non solo di questo, la scorsa settimana con il ministro Chien, tra i principali fautori appunto di questa riforma, un convegno, la Carta di Udine, i contenuti di come Udine si ponga nei confronti dell'immigrazione. Chiediamo a Antonella Nonino. Grazie e buonasera. Dunque, il Comune di Udine ha voluto approfittare della visita della Ministra per portare un piccolo documento, delle iniziative che possono, come dire, a partire dall'esperienza degli enti locali, che poi sono gli enti che hanno l'onore di essere di fronte ai cittadini, portare delle proposte molto concrete. Da una parte quindi non abbiamo parlato nello specifico di ius soli e ius sanguinis, quindi di questo se volete lo affrontiamo in seguito. Abbiamo parlato di altre proposte. Noi come Comune di Udine, come anche terra di frontiera, noi siamo, come dire, la provincia con l'estensione maggiore di un confine. Abbiamo voluto fare innanzitutto una cesura tra due temi. Un tema è quello dell'immigrazione, dei richiedenti asilo politico, quindi delle persone che scappano, che a Lampedusa si lanciano in mare e che invece qui salgono sui camion e cercano di fare di tutto per superare la frontiera di Tarvisio per quanto riguarda la nostra provincia. Un altro invece è l'elemento dell'immigrazione, quello consolidato, e che riguarda quei lavoratori che sono arrivati col sistema delle quote della Turco Napolitano e poi con le sanatorie e le quote anche previste dalla Bossi-Fini. Sono due fenomeni legati all'immigrazione profondamente diversi e a volte si tende a fare un po' di confusione. Allora, quello che secondo noi è importante nella nostra esperienza, voi considerate che a Udine abbiamo quasi il 14% di popolazione straniera regolarmente residente, regolarmente soggiornante. Questo significa che un ente locale non può in alcun modo non considerare il fatto che il consolidamento di una stratificazione forte di questa popolazione è in realtà, come dire, un beneficio per tutti. Questi non sono cittadini che sono arrivati oggi o ieri o l'altro ieri, è gente che è arrivata qua negli anni 90, che ha avuto la carta di soggiorno, che ha in piedi un percorso di riconoscimento di cittadinanza, e in questo senso siamo a favore di quelle misure che vanno sì a potenziare questo consolidamento per evitare che tra 5, 10, 15, 20 anni anche a Udine e anche in Italia si senta parlare del fenomeno delle banlieue di seconde generazioni che sono assolutamente escluse. Quindi non è una voglia di attrarre, è una voglia di governare i fenomeni per quello che sono. D'altra parte ci siamo sentiti, come dire, di dare delle indicazioni. Noi abbiamo in questo momento, anche dal punto di vista burocratico e amministrativo, una gestione del fenomeno immigrazione sul rilascio permessi di soggiorno correttamente gestito dalla Questura, solo che tutta la pratica burocratica amministrativa è anche gestita dalla Questura. Ciò significa che noi abbiamo personale della Questura che è impegnato in pratiche burocratiche. Noi ci siamo sentiti di proporre al Ministero, ben sapendo che, come dire, era già una prassi, già cominciata
da Maroni, per cui come dire non è un'iniziativa che ha una bandiera, è una buona prassi. Ci siamo sentiti di dire passate le competenze ai comuni sulla natura burocratica, poi il rilascio e il controllo lo fanno le questure e potenziamo quel servizio di controllo. Ma il fatto che in questura uno debba portare e uno debba fare la fotocopia della carta d'identità, lo stato di famiglia, i certificati di nascita, noi comuni questa documentazione ce l'abbiamo già. Riusciremmo a snellire la prassi e soprattutto a liberare personale della questura propriamente in miglior modo per le sue funzioni. Le faccio una domanda perché tra poco, chiedo alla regia di preparare, sentiremo anche un contributo di Don Pierluigi Di Piazza che voleva fortemente essere qui questa sera, l'abbiamo inseguito anche l'anno scorso in diverse puntate ma purtroppo è sempre pienissimo di impegni, non ce l'ha mai fatta ad essere con noi ma siamo andati ad intervistarlo su questo tema e parlerà appunto anche della sovrastima che spesso si fa del fenomeno migratorio a suo parere, anche un po' da quello che dicono i sondaggi, ma la sensazione da quello che diceva lui, da quello che sta dicendo lei, è quasi come che in Italia si faccia troppo poco per l'immigrazione o per riuscire a controllarla. Dall'altro lato c'è la paura del cittadino che invece si faccia quasi troppo, ovvero che ci si trovi spesso ad essere quasi in concorrenza e magari anche svantaggiati nel confronto con l'immigrato per l'accesso a certi diritti. Sì, questo è un tema fondamentale, nel senso che da una parte c'è una problematica di livello internazionale, che è quella della gestione dei richiedenti asilo politico. Noi abbiamo un'area che è l'area Schengen, dove però tutti i paesi applicano di fatto norme diverse sulla richiesta di asilo politico. Quindi questo gioco fa sì che all'interno dell'Europa, non essendoci una omogeneità, alcuni paesi sono penalizzati, altri sono meno penalizzati. Uno può ritenere che, ad esempio, l'Italia sia il paese più penalizzato da questo punto di vista. Non è così. Noi abbiamo dei numeri che parlano chiaro. Noi abbiamo un problema di gestione del fenomeno, non di, come dire, cifre che portino all'ingestibilità. Quindi, secondo me, il punto è questo. Negli ultimi anni si è abdicato alla volontà di governare un fenomeno. Il tema del governare il fenomeno dell'immigrazione non è un tema di chi prima o chi dopo, perché io amo dire questo. Io non ho ancora capito quali sono le politiche di welfare per tutti in Italia. Allora, prima riusciamo a stabilire cosa sono questi diritti di cittadinanza e poi stabiliamo i criteri di chi prima o chi dopo. Io sono anni che sento parlare, quello no, perché non è residente, ma non ho capito ancora quale beneficio è venuto ai cittadini italiani, perché non lo vedo. Vedo che si parla di lavoratori, prima il collega correttamente faceva riferimento anche agli stabilimenti di Porcia e diamo sempre per scontato che quei lavoratori siano soltanto italiani. Ora, il problema non è mio, di Antonella Nonino, perché ho una determinata idea. Il problema è poi degli enti locali che, se gli strumenti normativi nazionali o regionali sono punitivi rispetto ad una categoria, si sentono scoperti di fronte alle richieste di aiuto, perché noi enti locali abbiamo a che fare con famiglie, con bambini, con ragazzi che vanno a scuola. Allora, se non abbiamo degli strumenti di governo dei fenomeni, siamo sguarniti e dobbiamo fare ricorso a risorse nostre, perché l'illusione grande che in Italia ci sia un fenomeno migratorio che basta togliere qualche beneficio perché se ne vadano è ampiamente dimostrato che non ha funzionato e non funziona. Il sistema di controllo dell'immigrazione, quando abbiamo persone 300, 400, 500 che si lanciano in mare pur di raggiungere le nostre coste, non bastano i respingimenti alla frontiera, non basta in alcun modo. Stiamo mettendo dentro un sacco di temi, la ringrazio. Volevo sentire intanto, per rompere il ghiaccio, se già c'era qualche opinione tra i ragazzi. La mia era una domanda riferita a quello che stava dicendo poco fa. Quindi per lei sarebbe interessante riuscire ad equiparare le modalità per cui vengono trattati gli immigrati richiedenti asilo politico nell'area Schengen? Assolutamente sì, è un proposito che abbiamo chiesto anche alla Ministra. Siamo verso il semestre europeo dell'Italia. Abbiamo chiesto che vi sia una uniformità di gestione delle richieste asilo politico e di tutta la protezione sussidiaria. Altrimenti noi siamo un piccolo confine, però in questo momento non sappiamo come gestire ad esempio i casi di chi ha formalizzato una richiesta di asilo in Austria e si presenta alla questura italiana a fare domanda di asilo. Quindi abbiamo bisogno di questi accordi e di una normativa internazionale di riferimento. Posso farle una domanda invece per l'amministrazione comunale in genere? Non parliamo adesso strettamente di Udine, ma ovviamente trarrà spunto dalla sua esperienza. L'immigrazione è un costo?
rappresenta un costo? L'immigrato rappresenta una voce di costo, l'assistenza o no? No, le voci di costo dal punto di vista del sociale sono le famiglie disagiate, a prescindere dalla loro nazionalità. Noi in questo momento stiamo gestendo con la prefettura, quindi con fondi del Ministero, un'emergenza che è questa dei richiedenti asilo pakistani, afghani e qualche siriano che appunto giungono da Tarvisio, lo stiamo gestendo con risorse del Ministero. Non esiste... La sua domanda sarebbe come dire, è un costo per l'amministrazione avere dei quindicenni? È un costo per l'amministrazione avere dei ventenni? Cioè, quello che noi infatti diciamo è questo, noi dobbiamo tenere presente, certo che ci possono essere dei criteri per cui è chiaro, anche facendo un piccolo cenno alla normativa dello Ius Soli, è chiaro che lo Ius Soli netto alla statunitense in Italia non ha alcun senso di esistere. È chiaro che una misura di Ius Soli temperato, quindi che preveda anni di residenza, che preveda anche un ciclo scolastico, come era nelle intenzioni, è una norma verso cui andare, perché l'idea è il consolidamento di quelle generazioni che sono arrivate, che hanno maturato dei diritti di fatto qua, anche attraverso il versamento dei contributi, e che è una cosa profondamente diversa da questa ansia costante dell'invasione che avremo. Sono sbagliate le preoccupazioni enunciate prima, Ius Soli come motivo di attrazione? Assolutamente sì, lo Ius Soli temperato non potrebbe mai lanciare... Allora, il fatto che c'è un tema internazionale etico, il fatto che il 90% delle risorse del mondo sia spartito dal 15% dei paesi e che in molti di questi paesi poveri o in via di sviluppo vi siano dei conflitti, è chiaro che è una spinta fortissima verso i paesi più ricchi. Allora i paesi più ricchi possono tirare su barricate che non funzionano mai, lo dimostra la frontiera del Messico, o possono cercare di governare i fenomeni. Sulla richiesta di asilo politico chiediamo che ci sia un governo di natura europea e su questo è fondamentale. Chiediamo come Comune di Udine, come provincia e come regione che quelli che sono i richiedenti asilo politico che entrano da questo confine abbiano lo stesso trattamento dei richiedenti asilo politico che entrano da Lampedusa con le stesse possibilità. Altrettanto però ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di fare una fortissima azione educativa sul territorio perché l'ansia di questa invasione, che sarebbe quella dei richiedenti asilo politico, non ha nulla a che vedere con quelle esigenze di consolidamento che abbiamo sui fenomeni migratori, di cittadini che sono qua presenti da anni, di figli che sono nati qua e che non hanno mai visto la patria da cui... Chiedo a Ciani, tanto per completare questo quadro, e poi veramente avremo tutta una parte con i ragazzi, con Moro, con Cioli. Gran Bretagna, paese che nel nostro immaginario è paese di accoglienza, paese di multietnico in un certo senso, più che di accoglienza, quindi che comunque ha fatto dell'immigrazione anche una risorsa. Camerun si è scontrato con l'Europa anche per le sue proposte, per il suo giro di vita che vuole dare sull'immigrazione. Sono delle idee che dovrebbero essere copiate anche in Italia? Io ritengo che ci sono tanti esempi di paesi che storicamente sono stati molto aperti nei confronti dell'immigrazione, talvolta anche così un'immigrazione quasi incontrollata, che ultimamente si sono resi conto negli ultimi anni soprattutto che un'immigrazione priva di un controllo risulta essere disastrosa. Penso all'Inghilterra, penso alla Francia, l'esempio che poco fa l'assessore ha portato, penso alla stessa Australia. Ci sono tantissimi ragazzi italiani ultimamente che vanno in Australia perché qui non c'è possibilità e vanno a fare esperienze, e in Australia addirittura il sistema è molto molto serio, molto pieno di controlli. A un certo punto addirittura per poter restare in Australia il lavoratore necessita come di un consenso del datore di lavoro che deve garantire per il lavoratore straniero immigrato nei suoi confronti. Quindi tutti gli stati che hanno vissuto un periodo di immigrazione incontrollata ultimamente si rendono conto che non può andare così, non può essere così. Breve replica, poi andiamo alla pubblicità. Il problema dell'Inghilterra e della Francia e anche quello dell'Italia riguarda esclusivamente i cittadini comunitari che non hanno alcuna norma restrittiva. Il fatto che in Australia ci sia il consenso del datore di lavoro è una norma molto più aperta rispetto a quella italiana, dove il consenso del datore di lavoro addirittura deve arrivare all'ambasciata per selezionare il numero di persone che arrivano, creando un sistema impossibile che è stato gestito sempre solo con sanatorie di cittadini irregolari. Quindi in realtà l'Australia è un sistema più aperto. Immigrazione da controllare o no? Se sì, come? Immigrazione come risorsa oppure come problema? Sentiremo cosa pensano i ragazzi dopo la pubblicità, tra poco.
Bentrovati, pronti a partire con il dibattito. Vi mostro, ragazzi, dei risultati di un sondaggio che è stato pubblicato da Panorama, un sondaggio relativo alla fine del 2013, quindi decisamente recente. Parlavamo prima di Camerun, allora è stato chiesto ad un campione di intervistati quanto fossero d'accordo con la seguente affermazione: nei confronti dell'immigrazione lo Stato italiano dovrebbe comportarsi in modo più severo, ed erano il 76% ha ritenuto di essere d'accordo, di cui il 42% molto d'accordo e abbastanza il 34%, ed era stato chiesto anche se Camerun fosse cattivo, diciamo, quando volesse ridurre l'afflusso straniero nel Regno Unito, riducendo questo benefit tourism, così come era stato chiamato, e assolutamente si sono dichiarati per la maggioranza, per la larga maggioranza, in linea con le affermazioni di Camerun. E poi ancora, la cittadinanza italiana concessa agli immigrati dovrebbe poter essere revocata se costoro dimostrano di non condividere i nostri valori ed il nostro modo di vivere e commettono reati. Molto d'accordo il 58%, abbastanza il 19%, e siamo ad un 77% contro il 18% che si dichiara poco o per nulla d'accordo con la possibilità quindi di revocare poi la cittadinanza a chi non se ne dimostra, tra virgolette, degno. Opinioni tra i ragazzi. Chi parte? Aurora, dai, sei qua. Io, essendo straniera per prima, vivo ogni volta che vado a fare il rinnovo del permesso di soggiorno tutto la burocrazia italiana e non solo, quindi sono a conoscenza di quanto sono lunghe le pratiche, o magari, come dicevamo prima, le fotocopie dei documenti o altro, però mi trovo anche molto d'accordo che chi viene qua solo per fare crimini, rovinare o comunque non rispettare le leggi è molto meglio se sta a casa sua, soprattutto in un momento del genere dell'Italia, dove si trova in parecchie difficoltà su diversi punti di vista e anche su molti enti, anche cioè burocrazia, politica e molto altro. È meglio non creare maggiori Come si controlla, preoccupazioni. quindi stabilendo dei requisiti, essendo più severi, controllando... Cioè... Severi penso che siano già, almeno per quanto vivo io, perché comunque non è facile ricevere un permesso di soggiorno, tantomeno una cittadinanza o tantomeno comunque un documento di riconoscimento comunque per stare qua. Penso che i controlli ci siano, però penso anche che ci debba essere severità con chi deve essere punito. Io sono molto magari drastica su questo, però penso meritocratica in un certo senso, esatto, diciamo, cioè chi merita sta, chi non sì, merita no. Ragazzi, c'era qualche altra opinione? Sentiamo un attimo Ciole allora intanto. L'argomento purtroppo o per fortuna è un argomento che è un argomento che colpisce la coscienza e colpisce un po' il nostro modo di essere con i nostri connazionali, con le persone che vengono da fuori. Io faccio riferimento molto spesso, quando parlo di immigrazione, al mondo della scuola, per cui vedo all'interno delle classi ragazzi di italiani assieme ai ragazzi stranieri, e i ragazzi italiani spesso mi portano questo loro malessere riguardo alla presenza di questi immigrati che tolgono il lavoro ai genitori, che tolgono le sovvenzioni, oppure esponendo i propri pregiudizi riguardo a cose sentite più che altro dire, cioè che determinati immigrati commettono omicidi, commettono stupri. Poi però dal punto di vista della loro anima si dichiarano i migliori amici del compagno di banco albanese, vanno via a mano nella mano con la loro amica africana e lì dimostrano in fondo quella che è la vera anima dell'essere umano, cioè quello di stringere la mano d'altro umano indipendentemente dal colore della pelle, indipendentemente dall'etnia o indipendentemente anche dalla cittadinanza. Se noi possiamo dare una cittadinanza in qualche modo civile, perché l'Italia è un paese civile, in qualche modo quando un paese civile può dare qualche cosa anche agli altri, perché privare alcune persone della possibilità di farlo? Ecco.
Ius soli, secondo lei, quindi, cioè, temperato, sì, no, non si pronuncia ancora? Io parlo da un punto di vista più che altro umano, da un punto di vista della sensibilità umana, più che da un punto di vista politico. Non tocca a me tanto la gestione politica e posso avere un'opinione, ma certo ci sono persone più esperte che poi devono prendere delle decisioni sapendo anche aspetti economici, aspetti gestionali. Io parlo di una sensibilità umana e in qualche modo una riflessione che parte dal di dentro. Ecco. Moro, risorsa o no? Sono tante belle parole, l'immigrato come risorsa o è veramente così? Ma io innanzitutto ringrazio la competenza dimostrata dal Comune di Udine, anche dalla rappresentante del Comune di Udine, ad affrontare questo discorso. E diremmo così, sì, che non sia nello stile della Lega comportarsi in determinati modi, potevi risparmiarcelo, secondo me, perché lo stile è proprio quello, è insultare, dare del gorilla a un ministro, e queste cose qua che non fanno bene alla crescita della consapevolezza e della coscienza. Comunque scusatemi la polemica, ma insomma è ora di parlare anche chiaro, insomma. E comunque nella scuola, sono d'accordo col collega, nella scuola per fortuna, ecco, è una palestra di convivenza, di integrazione, e avviene proprio quello che dice lui. E per fortuna nella scuola cerchiamo anche di ridimensionare i discorsi delle osterie o delle piazze, cerchiamo di ridimensionarle giustamente facendo conoscere i diritti e il valore delle singole persone. Ecco, stiamo di fronte a delle persone, innanzitutto, persone che hanno tutti i diritti che devono avere le persone. E le persone in Italia, se si comportano bene, non vengono mandate in mali, se ne restano in Italia. E quindi anche il discorso sulla competenza, sul meritocrazia, ma per l'amor del cielo, sono persone innanzitutto. Su altri problemi ci vogliono delle regole, senz'altro ci vogliono delle regole. Perché? Perché dobbiamo stare bene in questo paese, dobbiamo stare bene tutti gli abitanti. Però se le risorse sono limitate, se è il momento di crisi, come si fa a stare bene? Io sono andato tutti? in posta l'altro giorno e chi mi ha pulito la posta? E sono andato in ospedale e chi fa servizio alle persone in ospedale? Ma per favore, cioè se dobbiamo parlare, parliamo in modo serio. Queste persone qua, gran parte di queste persone qua, stanno lavorando e stanno facendo dei servizi, dei lavori importanti per la nostra economia. Volevo far replicare un attimo Ciani prima di... Se vogliamo parlare di migrazione, parliamo di migrazione. Se vogliamo parlare di battute, di oranghi, non ne finiamo più. Allora io posso dire che c'era chi di sinistra augurava la morte a Bossi 10 anni fa. Questo sia proprio c'era una ministra della Repubblica. Sia proprio il modo peggiore per affrontare il problema in un studio televisivo, per risolvere il problema in un consiglio comunale fino al Parlamento italiano. È stato comunque un modo sbagliato, ecco, anche se... Ma è stato un modo sbagliato, ha chiesto scusa. Allora io cosa devo dire di un ministro e di un partito, perché la Kyenge fa parte del Partito Democratico, che propone che una quota dei consigli di amministrazione delle aziende, degli organismi direttivi, dei partiti politici, delle associazioni di sindacati debbano essere riservati agli immigrati? Cioè, lei si rende conto che questa è la proposta di un ministro della Repubblica Italiana che dice che un imprenditore con i suoi soldi, con il suo rischio, con la sua attività non può scegliere chi mettere nel suo consiglio di amministrazione, non può scegliere di mettere Tizio, Caio, Sempronio, ma deve mettere Tizio, Caio e Abdul piuttosto che qualcun altro, perché deve per forza mettere un africano, Abdul, un russo o un americano. C'è un Abdul che conoscete voi. Lei si rende conto di questa proposta? Allora, se vogliamo parlare di cose serie, parliamo di cose serie. Delle battute di Calderoli o delle proposte che non stanno né in cielo né in terra. Ma Salvini, Calderoni, Bossi, chi sono? E la Kyenge chi è? È un ministro della Repubblica. Che dice che un imprenditore su 10 consiglieri di amministrazione deve nominarne 2 immigrati, 2 stranieri. Secondo me è più grave che un ministro della Repubblica dica una cosa del genere. Si starà parlando di queste cose qua. Con estrema onestà io credo che sia più grave
che un ministro della Repubblica dica che il partito politico nel suo consiglio direttivo deve avere almeno 2 stranieri su 10, che l'imprenditore nomini 2 consigli di amministrazione su 10 Faccio un esempio, se dico a Bertoni che è un gorilla, ci sono più probabilità che io vada in galera che non se gli dico a Bertoni che nel consiglio di amministrazione della sua ditta ci sia uno di colore. Significa? Qual è la cosa più grave secondo lei? Questa. Sentiamo allora perché si stanno scatenando. Credo sia interessante che il signor Ciani parla di contenuti e quindi mi sembra che sia il caso di rimanere in linea su questa cosa. E io sono sempre rimasto curioso da questo atteggiamento della Lega, che siamo in una società aperta, in una società liberale, dove abbiamo le menti italiane che vanno all'estero, l'intelligenza del nostro Stato che emigra e noi però non possiamo accettare l'intelligenze da fuori. È una cosa allucinante. No, per il semplice fatto che così noi prendiamo la visione stereotipata del fatto che il signore africano, il signore asiatico è quello che pulisce, quello che ruba il lavoro, quello che pulisce. Invece, come ci sono italiani che continuano ad andare via, lontano, fuori dall'Italia perché non c'è lavoro, così ci sono africani che sono anche eccellenze, ci sono asiatici che sono eccellenze che vengono in Italia e noi ci lamentiamo di una crisi economica che devasta il nostro sistema, però non abbiamo capito che per risolverla dobbiamo dimostrarci aperti al mercato e non chiuderci su noi stessi, perché non è che possiamo lamentarci che non ci siano posti di lavoro, poi rifiutiamo l'euro e creiamo il deficit e non accettiamo di entrare in un mercato globale e anche accettare l'immigrazione. Il mercato del lavoro è globale, non possiamo più ragionare che l'Italia, cioè l'imprenditore della Lega, perché la maggior parte degli imprenditori italiani adesso investono all'estero, investono in Marocco, investono negli Emirati. Non è che possiamo ragionare per l'Italia, che c'è il lavoro dell'italiano e che esule da un mercato internazionale, europeo e mondiale. Siamo lo Stato che con Giorgio La Pira già nel primo dopoguerra aveva instaurato un tavolo di dibattito con tutti i paesi del Mediterraneo e adesso ci ritroviamo a fare il discorso inverso invece che ci chiudiamo su noi stessi. È una cosa secondo me che non sta né in cielo né in terra e non giova nemmeno alla nostra economia, perché sì dare regole, però se non ci si apre sul mercato del lavoro seriamente e non si accetta anche un mercato del lavoro globale, si esce dall'euro e si indebolisce la moneta, si indebolisce il mercato del lavoro italiano, non si sta, e poi è ovvio che non ci sono i posti, ma perché siamo noi che non sappiamo adattarci, siamo noi che ci mettiamo sui campanilismi. Facciamo un discorso sui contenuti e su questo allora. Guarda, molto volentieri, io sono figlio di un imprenditore e prima ti voglio dire che mio padre è un imprenditore, ha una media azienda direi, lui assume chi è bravo, chi merita, chi crea lavoro, chi lo fa guadagnare di più, chi ha competenze, chi fa meglio il proprio lavoro. E guarda, credimi che l'imprenditore non guarda la carta d'identità, fa un colloquio, vede chi è bravo, non guarda se la pelle è nera, gialla, verde, bianca, ma vede chi ha le migliori competenze per ricoprire un certo ruolo. Guarda, questo fatto che tu addebiti alla Lega, il fatto che non vuole i lavoratori stranieri, non c'è alcun dubbio. Ma allora perché non adeguiamo l'amministrazione statale a questo ideale del lavoratore? Se il lavoratore non fa distinzione, perché deve farlo lo Stato allora? Creiamo un sistema che permetta questo ragionamento all'imprenditore, perché se non c'è la struttura amministrativa non è che il datore di lavoro è libero di agire e sceglie a seconda di come gli piace. Perché un imprenditore adesso non può assumere un marocchino, un russo, piuttosto che un nordamericano o un argentino, che il discorso è quello che dicevi prima tu. Il problema è che qui a pochi chilometri c'è la Slovenia con una pressione fiscale sulle aziende e sul lavoro che è la metà della nostra. Le aziende certamente che vanno via, certo che vanno via. Mio padre per restare qui a un'azienda a Basaldella la sera va a dormire e si chiede ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Dopo quando l'azienda chiude, la media, la grossa, anche la piccola azienda chiude e va a investire in Romania, in Russia, a Dubai non più, ti sbagli. Ho detto Dubai, ho detto... Sì, negli Emirati Arabi poca cosa ormai.
ci sono i nostri imprenditori che fanno sacrifici e non se ne vanno forse perché gli fa piacere che il figlio resti in Italia, perché ha la moglie italiana che gli dice no, restiamo qua per favore, ma altrimenti se ne andrebbero tutti perché c'è meno burocrazia, meno sindacato, meno diritti per i lavoratori, significa dalle altre parti, c'è una concorrenza sleale. Poi tutta questa cosa sull'euro, mi piacerebbe un giorno essere invitato, se ne farete una trasmissione anche su questa cosa. Ci sono insomma dei premi Nobel all'economia che non la pensano proprio come te. Faremo anche l'euro, intanto sentiamo ancora qua dietro che c'erano altre... Io volevo collegarmi al discorso dell'assessore Moro e sono d'accordo con lui in quanto... L'abbiamo non sono nominato. Ma vai tranquilla, dai. Ma lui è vai. Non mi dispiace. Ok, scusi. Io sono convinta che sì, l'Italia come altri paesi occidentali siano molto più tolleranti nell'accogliere stranieri, immigrati. Però io noto come anche cittadina e come figlia adottiva che ci sono tanti stereotipi ancora e pregiudizi nei confronti degli immigrati e che c'è una grossa difficoltà ancora. Certo, c'è tolleranza, tutto ciò che volete, però il problema è anche il fatto di aprire la mentalità sempre di più. Solo che ovviamente secondo me ci vuole anche... Un problema culturale, insomma. Cioè, problema ci vuole anche culturale, coraggio, problema anche economico, perché se non ci sono le Ecco. strutture che ricevono e sono aperte, sì, come fanno gli immigrati a inserirsi? E poi anche per il discorso del lavoro. Certo, come diceva lei prima, alcuni immigrati fanno il lavoro a posto nostro perché gli italiani non si sentono, secondo me, cioè non vorrebbero fare certi lavori. Su quest'ultima frase non sono molto d'accordo, perché ad esempio vedo italiani che vanno a fare pulizie, io vedo italiani che comunque fanno le badanti e vedo tantissime persone che ricoprono posti di lavori umili piuttosto di portare un pezzo di pane a casa per i propri figli e dire guarda, piuttosto non mangio io per far mangiare te e vado Quindi a un po' la pulire i concorrenza bagni. c'è, dice, non è poi così Sì. vero che vanno a occupare posti non facendo concorrenza agli italiani, se possiamo usare questo termine. Ma secondo me c'è brava gente e cattiva gente dalle ambe le parti. Però sì, se devo essere sincera, anche quello che diceva il docente prima, io in classe mia ho tanti ragazzi stranieri, però sono coerente con quello che dico e con quello che faccio, nel senso che se davanti faccio l'amica, lo rispetto anche fuori, però ci sono tanti comportamenti che andrebbero modificati. Mi piacerebbe poi anche sentire poi le sensazioni di chi magari qua in studio ha la sua storia da portare. Dobbiamo fare una piccola pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo. Bentrovati, si parla di immigrazione, vedo il microfono giù alla mia sinistra, prego. Buonasera, e io volevo dire che comunque sono d'accordo con il professor Moro su ciò che ha detto prima e che comunque in Italia comunque sì, la discriminazione, da come ho visto le esperienze che comunque ho avuto, cioè sono stata un po' di volte discriminata tipo a scuola e tante volte. E volevo dire che comunque adesso in Italia, che adesso che c'è la crisi, la gente comunque ha cominciato a fare i lavori che prima non faceva, che comunque facevamo noi, scusate, noi emigrati, e che comunque sì, adesso che c'è la crisi, sì, adesso si svegliano. Solamente adesso, sì, dici? Perché prima quei lavori là chi li faceva? Sempre gli stranieri che facevano questi lavori. C'è dietro di te anche, penso fosse... Scusate la voce, sono un attimo emozionata. Comunque, come magari voi siete discriminati, anche noi italiani se andiamo all'estero siamo discriminati. Quando noi siamo fuggiti dall'Italia per andare in America, siamo sempre stati discriminati. Adesso noi se andiamo in giro siamo visti come mafia, come magari voi avete tanti appellativi. Questo non è giusto, non dico che sia giusto. Però comunque anche noi l'abbiamo vissuto. Come lo state vivendo voi, anche noi lo viviamo. Quindi questo significa che, visto che voi siete stati discriminati, anche noi dobbiamo essere discriminati? Cioè, non è giusto. Io vorrei dire, parlando della mia esperienza personale, io essendo italiano di sangue ma figlio di emigrati,
Io non capisco il senso di questa cosa che, cioè, in pratica gli italiani fanno tutti razzisti contro gli immigrati quando l'italiano è un popolo di immigranti. Quindi perché si fa? Perché ruba il lavoro? Non è vero, perché il lavoro secondo me c'è per tutti, anche perché... O non c'è per nessuno. O non c'è per... Boh, vabbè, ma aspetta, adesso... La metterei anche così a dirti la verità. Non mi sembra No. che tutti gli italiani facciano i turbini, e non mi sembra che tutti quelli che vengono qua vogliono avere un lavoro da 6.000 euro al mese. Cioè, un emigrante, secondo me, si accontenta. Quindi, cioè, io la penso così. Come gli italiani, quando andavano via, non è che rubavano il lavoro ai tedeschi o come ai lussemburghesi, perché facevano i muratori, facevano i netturbini, facevano quello che si poteva fare. Oppure, se volevano ambire ad altro, aspettavano la fila e facevano passare prima gli altri. Semplice. Semplice. Facciamo arrivare... Vai, Aurora. No, io volevo dire che c'è una grande ignoranza, secondo me, riguardo questo argomento, anche perché se ne può stare a parlare per ore, perché è molto ampio e anche molto complicato, soprattutto alla nostra età, parlare. Però penso anche che, come ha detto la ragazza prima, molti italiani si sono svegliati all'ultimo momento quando hanno visto che non avevano più quei privilegi, non avevano quel benessere fino alla fine del mese come certezza. Allora forse è sempre sbagliata comunque la discriminazione, o forse prima si poteva scegliere, sì, poi prima non più. avevano più scelta comunque anche a stare bene, ad arrivare a fine mese, ad avere anche più possibilità di scelta riguardo il lavoro. E invece gli stranieri, uno arriva sempre con l'obiettivo di vivere meglio, di dare il meglio soprattutto ai propri figli, quindi se ha deciso e ha preso questa grande decisione, perché ricordiamoci che è una grande decisione prendere e decidere di lasciare il proprio paese, la propria patria, la propria lingua, la famiglia, e ci sono tanti altri fattori e non è mai una scelta semplice. Io l'ho vissuta in piccola età, sono qua da anni, quindi io mi ritengo anche italiana, sinceramente. Ogni volta che mi fanno la domanda ti senti più albanese o italiana, non so. Sì, sono albanese, non sai cosa certo, rispondere veramente. però comunque io sono cresciuta anche qua, quindi io mi sento anche italiana, quindi non è una carta di cittadinanza o un permesso di soggiorno che oggi mi può dire tu sei albanese o tu sei italiana. Io sono anche tutti e due, non c'è problema, cioè nel senso io mi sento tutti e due, però è anche vero quello che siccome siamo stati costretti a fare una scelta di abbandonare la nostra vita, i nostri genitori comunque non sentono il grande sacrificio ad andare a pulire le case altrui o magari fare i lavori più umili di quelli che magari chi fa un insegnante, che è sempre un lavoro umile per carità, però comunque è sempre un lavoro adagiato comunque con dei benefici e benestanti. Quindi uno straniero va, ovvio, come gli italiani quando vanno in un altro paese, anche loro cosa devono fare? Vanno a pulire le case, vanno a fare la donna delle pulizie in giro, vanno camerieri, perché non è che puoi pretendere che arrivi in Italia e diventi Berlusconi 2, insomma, cioè, ognuno deve avere una situazione propria. Ma è così ovvio, o se parliamo di ideali che tutti dovrebbero essere uguali, tutti dovrebbero avere lo stesso accesso perché... No, purtroppo questa è la realtà, perché comunque io ho anche l'esempio a casa mia, ma comunque conosco tanta altra gente che c'è gente laureata, ma qua non gli vale la laurea, dovrebbe rifare da capo, ridare gli esami e tanto altro, quindi è molto ampio l'argomento e si andrebbe molto in fondo e servirebbero ore. Un'altra cosa che mi preoccupa dire è la convivenza nelle scuole, perché spesso, come diceva la ragazza, ci sono le discriminazioni per carità nelle scuole, però penso anche che è molto importante anche come uno straniero o come un ragazzo si pone ai propri compagni di classe e altro. È vero anche che ultimamente cresce molto a parere mio, cresce molto di più il razzismo al giorno d'oggi, soprattutto dai modi di esporsi, dai modi di vestirsi da quanti e anni tanto sono che altro. sei qua in Italia? 13 anni. Hai notato un cambiamento in questi 13 anni? Secondo me negli ultimi anni, almeno da quello che ho vissuto io nelle mie compagnie, il razzismo, anche forse grazie
agli ultimi esempi che abbiamo peggiora sempre di più, ma non sempre dobbiamo credere a ciò che traspare in TV o comunque ciò che ci viene detto, Però ma lo la tua dobbiamo esperienza vivere. ti dice che insomma un po' Sì, la situazione è assolutamente. peggiorata. Prego. Allora, volevo dire a proposito di quello che aveva detto la ragazza sul fatto che, esatto, che gli italiani erano andati all'estero e sono stati anche loro discriminati. Ok, la risposta... E penso che, dato che si dovrebbe imparare qualcosa su sta cosa, perché se io vado fuori all'estero, sono discriminato, penso, allora, so come ci si sente, se vengo qua perché devo discriminare altra gente. È questo che voglio intendere. Quindi non puoi praticamente provare una cosa sulla tua pelle e poi di riportarla su altra gente, praticamente. Non ha senso. È questo che volevo dire. Facciamo arrivare il microfono per la risposta. Io concordo, infatti io comunque non sono razzista né niente, però chiaramente ci sono persone magari come me che non l'hanno vissuto sulla propria pelle. Magari una persona che se ne va fuori e poi torna in Italia, quella lì non sarà mai razzista, perché lui l'ha provato sulla sua pelle. Mentre magari ragazzi come me, che non hanno mai avuto l'esperienza, diciamo, di uscire fuori dall'Italia ed essere purtroppo discriminati, come sono tante persone strane all'Italia, scusate la voce, e chiaramente per la famiglia, non so, per diverse cose, il ragazzo magari cresce con una cultura totalmente sbagliata anche dal mio punto di vista, perché secondo me nessuno deve essere discriminato, perché come dicevano Sì, tu non loro, stavi giustificando, vuoi dire però, dammi una spiegazione. chiaro, esatto, io non volevo intendere che voi è giusto che vi siate discriminati perché noi lo siamo stati, assolutamente, evidentemente mi sono sbagliata di esprimere, ma il senso era che non tutti riescono a capire cosa voi provate, tutto qua. Non avendo provato l'esperienza. Esatto. È necessario provarla questa esperienza e ti faccio un po' la stessa domanda che facevo ad Aurora. Che esperienza hai avuto tu in Italia? Allora come se nel tempo l'hai... Io sono da 14 anni qui in Italia, Ecco. praticamente nata, perché avevo un anno quando sono venuta qua. E mi ricordo che non ho mai avuto, da piccola non ho mai avuto problemi del tipo di razzismo. All'asilo non ho mai avuto problemi, almeno quello che mi ricordo, neanche alle elementari. È iniziato più alle medie, quando c'è più grandicelli, lì ci hanno iniziato a vedere più la discriminazione. Posso chiederti in cosa, per esempio? Ma ad esempio c'era il gruppo, che ne so, sarà una cosa, però a quell'età tu la pensi che fosse una cosa importante, nel gruppo delle tue amiche che non ti accettavano, oppure non ti invitavano al compleanno, ti dicevano perché mia mamma non vuole gente straniera nel tuo compleanno, perché a me è capitato una cosa, non so se è capitato a tutti, ma a me è capitato, oppure è successo... Era la mamma che mamma, non voleva esatto, la gente infatti, straniera, non l'amica che non voleva. Infatti a proposito di questo io anche voglio dire che è un mio parere che molto spesso non è colpa dei ragazzi se discriminano una persona, ma è colpa di come l'hanno cresciuti i genitori, perché nessuna persona nasce con la cattiveria dentro, nessuna persona nasce e vede la persona e dice non la voglio, se è abituato così, è cresciuto così, sarà Però sempre all'origine cosa c'è? Perché anche i genitori allora non saranno nati cattivi ma sono stati abituati così, capiscimi? Vuol dire che c'è allora comunque un po' di animo razzista. Parlavamo prima di Italia come popolo di migranti, popolo teoricamente accogliente. Non hai avuto questa esperienza del tutto, insomma? Cioè secondo te non è del tutto vero? Secondo me no, assolutamente, perché io dico, come ho avuto, molta gente che mi ha discriminato, ho avuto molta gente che mi ha voluto bene, italiana, che mi ha amata. Posso fare una domanda poi un po' a tutti gli stranieri, nel senso è un po' complicata come domanda, vediamo se riesco a farla. C'è anche una graduatoria fra gli stranieri secondo la vostra esperienza? Cioè magari una domanda difficile da fare, però mi chiedo per esempio la mamma che non voleva gli stranieri, tu per il colore della tua pelle è visibile che non sei italiana, magari un rumeno lo distingui di meno, faccio un esempio senza tirare in ballo, cioè percepivi anche questa sorta di differenza fra stranieri? Non so se mi sono spiegata. Sì, certe volte sì, certe volte no, ad esempio, in una scuola è ovvio che tu sai che quello è albanese, quello è rumeno, quello fuori invece se ti vieni in giro non puoi sapere. Quando ti basi solo sull'aspetto fisico. Non puoi sapere se è rumeno oppure no, a scuola è un conto.
si vede dal nome e cognome che sarà straniero, dal fatto che diranno che è albanese, invece in giro no, non possiamo saperlo, quindi si comportano normalmente. No, per dire quanto poi l'aspetto magari sia un po' stupido, nel senso senza dare una valutazione al termine, ma si basi proprio su aspetti, magari certe volte la discriminazione parte da un aspetto fisico e magari non sappiamo che un'altra persona invece che non ci sembra straniera lo è allo stesso modo. Altre esperienze? Non so se c'era qualcun altro. Sì? Prego. Intanto. Io penso che comunque i ragazzi a scuola nostra, cioè quando i nostri compagni comunque, che siano razzisti, comunque questo qua potrebbe anche derivare dal fatto che i loro genitori abbiano comunque a casa insegnato a dire, cioè a discriminare già a casa, a parlare male magari degli stranieri, no? A dire gli africani sono così o gli albanesi sono tutti così, cioè a dare un pregiudizio. Uno stereotipo, sì, un pregiudizio. E io comunque sì, alle elementari ho avuto comunque un'esperienza in cui un genitore aveva chiesto a una mia maestra di spostarmi via da sua figlia perché comunque la distraevo e le facevo prendere brutti voti, e questo comunque le mie maestre non hanno accettato questa cosa, no? E mi hanno comunque comunicato, anche mia mamma che comunque ci è rimasto veramente male, ha detto ma in che scuola va mia figlia? Cioè se la devono trattare così poi. E quindi io comunque sì, dopo mi sono sentita anche esclusa, non riuscivo più a integrarmi con la classe. Ad essere spontanea Sì, anche, sì. diciamo. Io vorrei dire una cosa che non ho capito, cioè, è una domanda. Hanno detto che, mi ricordo chi l'ha detto, che in pratica si è razzisti perché noi giovani italiani non siamo mai andati fuori e non possiamo sapere che cosa si prova vivendo all'estero. Però io penso che chiunque qui ha un parente che vive all'estero. Cioè, io non trovo una famiglia friulana dove non ha un cugino, un parente che vive fuori. Ma forse non l'hai vissuto sulla tua pelle. Forse questo voleva dire. Cioè, tu Ok, puoi avere anch'io anche non anch'io non l'ho vissuto, vissuto sulla mia pelle il razzismo in Lussemburgo. Negli anni 50 mio nonno il razzismo l'ha beccato sugli italiani proprio a pieno. Adesso con la globalizzazione non esiste più. Però non è che mia madre, che è nata in Lussemburgo da italiana, è razzista nei confronti degli immigrati qua. Anzi, sapendo quello che ha provato, non lo è più e ha educato me e le mie sorelle a non essere razzista, perché sapeva che cosa ha provato avendo vissuto queste esperienze. Quindi, secondo me... Tu dici da qualcuno, insomma, l'influsso positivo dovrebbe arrivare, se non dallo zio, dal se padre, sei un cugino che è vissuto all'estero e ti dice guarda che gli italiani, cioè, penso, poi dipende anche, non so. Insomma, mi pare di capire che comunque alla base di tutto c'è da risolvere un problema proprio culturale prima di parlare di ussoli, di cittadinanza, eccetera. Il problema in Italia è proprio culturale. Partiti troppo avanti, al contrario, dobbiamo andare in pubblicità un attimo, preparate scatto i microfoni per le ultime parti di questa puntata, tra poco. Bentrovati a Effetto Friuli Giovani, stiamo andando avanti con la discussione sull'immigrazione, siamo partiti puntando alto, cercando di capire, insomma, parlando di riforma della cittadinanza eccetera, ma alla fine l'immigrazione si vive sul concreto, sulla pelle dei ragazzi, siamo arrivati proprio a capire che insomma tanto avanti poi non siamo, quindi forse dobbiamo partire dalle basi. Aurora. Infatti io volevo dire che proprio l'altro giorno un ragazzo della mia scuola, razzista, molto razzista, mi chiedeva ma Aurora, ma perché per te, perché a te non fanno discriminazioni rispetto agli altri ragazzi stranieri a scuola? E io dicevo che... Cioè ti vedeva come una privilegiata in sostanza rispetto agli altri. Perché lui si stupiva sempre, io ammetto che non ho mai vissuto il razzismo sulla mia pelle, mai. Forse magari dietro le spalle, ma a me davanti mai. Non penso di essere stata fortunata o sfortunata, ma semplicemente che dal primo giorno con i miei compagni di classe, con i miei amici e tutti, mi sono posta come, sì, io sono albanese, ho questi valori e voi li dovete utilizzare come una cosa in più che avrete nel gruppo, come un arricchimento, perché a voi vi mancava questa piccola parte che magari... può aprirti in altri orizzonti magari. Cioè pensi di averli stimolati in modo positivo? Sì, però un po' di fortuna, non è facile però. Ti conosco e sei una persona che comunica positività, calda e con cui è facile dialogare, però penso che anche, non so, come ti chiami, scusami, la ragazza che ha parlato prima?
Penso che anche Madeleine prima, cioè, si sia posta o comunque abbia tanta positività da portare, quindi forse c'è un aspetto anche di fortuna in tutto questo, di chi incontri o no? Esatto, molta fortuna, anche perché io penso che il problema è alla base, perché noi vediamo lo straniero come un nemico, come chi magari ci può rubare del lavoro, come magari chi ci può togliere il futuro, ma in realtà non è vero, perché uno straniero qua in Italia, come in tanti altri paesi, se io arrivo qua contribuisco alla fine dell'anno all'arricchimento dell'Italia, contribuisco con le mie tasse e ci sono tante altre cose da elencare, però anche comunque contribuisco anche a un minimo di alzare il livello. Arricchimento culturale, dici, esatto. comunque di aprire la mente. Chi c'era ancora? Prego. Anch'io come esperienza personale, io non ho mai subito forme di razzismo, sono stata adottata e appunto da 12 anni vivo qua in Italia e secondo me la questione non è tanto porsi ma sì chi viene nel nostro paese eccetera, secondo me di principio ci sono dei valori, perché dobbiamo discriminare, avere dei stereotipi. Talvolta di adulti, mass media ci insegnano ai figli degli stereotipi. Piccoli poltergeist in studio comunque. Cioè mettono di mezzo la questione nella testa del giovane magari, adolescente. Sì. Vedevo qua, intanto c'era Sheila. Sì. Buonasera, io volevo tornare al discorso di prima della ragazza con gli occhiali, non so se, che stava dicendo che comunque se... La ragazza che ha risposto prima Madeleine, insomma, che ha scatenato un po' il dibattito, si riferisce a lei laggiù. Che la gente in Europa, in poche parole sì, e quando diciamo in poche parole vanno in Africa c'è anche il razzismo verso di loro. Per me questo non è così da come io ho visto, in poche parole da 5 anni fa che sono stata in Ghana io, e da come mi hanno comunque raccontato e comunque si è visto anche, ho visto anch'io, che comunque noi stranieri, quando, in poche parole gli africani, che quando tipo uno europeo va in Africa, noi cioè, vendiamo anche le nostre terre a loro, cioè appena loro arrivano lì in Africa noi ci inginocchiamo in poche parole perché noi pensiamo che loro siano cioè, più esperti di noi, quindi noi proprio li prendiamo come se fossero i nostri proprio fratelli, anche se possiamo genitori. Cioè, io non o dei padroni non ho... quasi, però da come la metti. Ecco, sì, proprio perché, cioè, sì, infatti... Cioè, nel senso, sa molto di soggezione quello che dici più che di rispetto, vero e proprio. Poi non conosco la cultura, però mi incuriosiva quello che dicevi perché lo paragonavo all'esperienza di una mia amica che adesso vive in Senegal, italiana, è andata là per studiare. Lei raccontava di sentirsi spesso additata come tuba, bianca, non so se poi sia il termine giusto, in modo spesso dispregiativo. Ecco, nella tua esperienza questo non l'hai verificato, in sostanza questo è quello che cercavi di dire. Cioè, secondo te gli italiani in Africa non vengono trattati in modo discriminatorio? No, secondo me no. Poi non so adesso com'è. Perché comunque, sì, come stavo dicendo, che comunque noi vi vediamo in poche parole come persone molto importanti. Sì, e volevo dire anche un'altra cosa. Basandomi sul razzismo, cioè, questo razzismo c'è anche fra gli insegnanti. Cioè, se tu sei uno straniero, in poche parole sei africano, ti chiamano nero anche quando si incavolano, e gli insegnanti magari ti danno anche dei voti. Cioè tu sai proprio che questa interrogazione che hai fatto sei veramente soddisfatta e ti danno un voto basso, come per dire 6, magari il tuo voto era da 8, 8,5 così. E mi ricordo anche che in classe c'era uno psicologo addirittura, che noi comunque stavamo parlando, eravamo comunque 6 di colore, e c'erano tutti gli altri che comunque diciamo che erano europei, no? E comunque. E stavamo parlando, tutti quanti stavamo urlando. E visto che noi di colore, alcuni hanno proprio un tono proprio grosso, proprio così, ecco, e tutti quanti stavamo comunque parlando, urlando, lui si è rivolto a noi e fa: oh, smettete di urlare, mica siamo in Africa. Cioè, siamo rimasti un po' male, infatti, sì.
Tu dici doveva essere lì come psicologo, ma in realtà poi ti ha fatto più... Sì, cioè, sì, ho detto, boh, allora che psicologa è questo? Cioè, non quasi so, scatena io... l'effetto contrario, ma Sì, magari... sono rimasta... Prego. Andando al di là delle storie personali, io credo che nel nostro paese ci sia un unico grande problema, che non è avere un pezzo di carta in cui c'è scritto questa ragazza è italiana quindi può andare alle feste delle classi e non è discriminata. C'è un problema di cultura, manca in Italia una cultura dell'accoglienza e certo movimenti politici che insultano o non favoriscono questa accoglienza non sono di aiuto, soprattutto per le giovani generazioni in una situazione come quella di oggi, perché in una situazione di crisi è comunque più facile prendere il più debole, il più indifeso e scaricargli addosso il grande macigno dei nostri problemi. Credo che sia diciamo importante però anche nella una scuola. cosa in generale, che mi riferisco a quello del linguaggio della politica. Il linguaggio della politica dovrebbe cambiare in tutti i sensi. In particolar modo parlando mi chiedo questo perché, tema. no, certo, ma volevo solamente non spezzare una lancia, però ragionare su questo, perché anche in questo caso a volte mostriamo la nostra ignoranza in questo senso, perché un attacco brutto nei confronti di una persona, in quel caso lì ci schieriamo tutti contro, magari in altri casi quando vengono comunque usate parole brutte. Oggi per esempio c'è stato un attacco, si parlava di questo attacco sessista nei confronti di alcune onorevoli eccetera, magari forse se ne parla di meno, quindi non lo so, ma vai avanti. Ma era attinente al tema di oggi, sì, certo. che hanno fatto anche un po' di scalpore perché sono un po' forti come parole, anche No, quelle che sono volate oggi alla Camera sono da d'accordissimo. condannare. Non fanno cultura in generale, quello Però volevo mentre in quel dire. tema lì, per quanto mi riguarda, credo che ci sia un passo avanti nella cultura. La discriminazione di genere per me è un po' meno grave in questo momento rispetto a quella che è rivolta agli stranieri. Ribadisco, per me c'è un'importanza che manca alla scuola, che non è in grado, perché non ha i mezzi, non ha gli strumenti, di infondere soprattutto ai giovani questa cultura dell'accoglienza. Ci sono anche nel nostro territorio poche realtà, mi viene in mente soltanto il centro Rizugliano che fa con forza questa attività, mentre abbiamo purtroppo tanti esempi anche di persone istituzionali che ricoprono incarichi non indifferenti anche nella nostra regione, che non facilitano, mettiamola così, il compito agli insegnanti e ai portatori di cultura a Quanto questo può compito. la scuola secondo te? Perché Tanto. si parlava prima dell'importanza della famiglia. Per me può veramente tanto. Può perché... anche più della famiglia, cioè si parlava degli insegnamenti che poi ti arrivano da casa. Credo che la famiglia può tutto, ma qualora, come ho sentito oggi, la famiglia non è in grado, perché magari anch'essa razzista, lì è la scuola che, se è davvero funzionante, può entrare e attraverso i figli cambiare anche i genitori, facendo così una vera rivoluzione, se vogliamo, in questo senso. Tu credi che, insomma, man mano diciamo, c'è sempre una maggiore presenza anche di stranieri, quindi penso per esempio alla mia esperienza a scuola, oggi per voi è più facile essere in contatto con tanti stranieri proprio nella stessa classe. Sta aiutando comunque, questo aiuta in ogni caso a maturare un'esperienza, un modo di pensare diverso nei confronti dello straniero, o dalle cose che raccontavano per esempio dalle esperienze personali non è così? Cioè questa integrazione si costruisce anche attraverso l'amicizia o no? Sì, è indispensabile soprattutto il rapporto personale, perché così ci si rende conto che lo straniero non è il diavolo fatto uomo che viene in Italia, uccide i bambini e ci ruba il lavoro, ma è una persona vera, reale, con le sue difficoltà, certo, perché è una situazione anche più critica rispetto a tanti altri. È una persona, come spesso abbiamo visto anche, come ci ricorda anche Aurora, molto positiva, che porta spesso voglia di fare innovazione. Sì, si è parlato di scuola, ma teniamo conto che anche la consulta provinciale di studenti è scuola. Noi oggi parliamo di integrazione, in diversi istituti ci sono tantissime azioni che vengono fatte e quindi la scuola è vista in tanti casi come palestra di integrazione, di accoglienza. Insomma, ci sono delle realtà all'interno della nostra provincia all'interno delle quali effettivamente si lavora con molta attenzione rispetto a questi temi. Volevi intervenire? O... sì. Volevo dire a proposito del fatto che aveva detto che nel suo paese non c'è razzismo. Io penso che il razzismo c'è dappertutto, non solo in Italia, non solo, cioè l'italiano è razzista contro lo straniero, c'è dappertutto, anche nel mio paese, ma non contro
che ne so, bianchi, ma contro proprio, ad esempio, dentro il paese stesso ci sono etnie che sono razziste contro altre etnie. Sì. C'è lo stesso paese, stesse origini, che proprio tra di loro litigano e c'è del razzismo. Adesso faccio l'esempio, qui in Italia, nord-sud, che non vanno d'accordo, ad esempio. Quindi non è vero che nel nostro paese non c'è razzismo, perché c'è razzismo e forse certe volte anche più crudele certe volte. Qua è più, non c'è guerra, ma là ti ammazzano proprio se sono razzisti contro di te. È una cosa perché là non controllano più tanto il fatto se una persona uccide questo, uccide l'altro. Qui invece lo controllano, là invece se io odio il mio vicino di casa io posso ammazzarlo. Fondamentalmente insomma alla base c'è la paura del diverso, Esatto, diciamo, in esatto. generale nell'essere umano. La ragazza che è stata chiamata in causa più volte, le facciamo al microfono. La star della serata. In base a questo, comunque, se tu noti ad esempio, anche in Italia, fra nord e sud, c'è una cosa incredibile. Tra Udine e Trieste, diceva il tifoso qua in parte. Udine e Trieste, esatto, stessa regione. Quindi chiaramente non è solo verso gli stranieri, che possono essere africani, albanesi, qualsiasi cosa, ma è proprio un problema dell'Italia, proprio nei nostri geni, tra virgolette. Problema genetico. Prego. No, io volevo dire più che altro, ricollegandomi a tutti più o meno, no? Alla gente piace definirsi un mondo globalizzato, un mondo interconnesso, un mondo che è sempre più vicino fra di noi. No? Mi sembra un discorso da persone rozze, parlare di razzismo, no? Più che altro io penso almeno che questa cosa si accentui nei momenti di tensione sociale. Molti hanno parlato di crisi, molti hanno parlato di queste cose, no? Sono dell'idea che il razzismo ci sia sempre stato, probabilmente sempre ci sarà, non credo vivremo mai in questo mondo ideale in cui ovviamente però è da considerare che da una parte c'è un gruppo di persone che piace pensare di vivere in questo mondo tutti uniti insieme appassionatamente, dall'altra c'è questo discorso di persone che ovviamente per motivi loro personali non vogliono accettare altre realtà, magari è ignoranza, magari è non so, e questo discorso si accentua appunto in situazioni però come come quelle si dice che stiamo sono poi vivendo. proprio nei momenti difficili in cui vengono fuori magari spesso le cose più vere o no, o la crisi porta a una falsificazione anche del sentire delle persone. Ma la crisi io la vedo come non un discorso economico, non come è un discorso economico che poi è sboccato in uno sociale, che poi cioè è un effetto a catena che è andato a prendere diversi ambiti e pertanto sì, ovviamente con questo Il discorso vi è una ricaduta maggiore. però cioè sembra è così, non può cambiare, cioè secondo te c'è quasi come una predestinazione in questo, o qualcosa insito nell'umano? L'istinto dell'umano certe volte l'umano cerca di rifiutare, all'inizio c'è sempre questa paura dello sconosciuto, dell'ignoto, no? È un discorso di cultura, più si conosce meglio è, si è sempre detto, no? Ecco, quindi Una forse persona già lì apriamo uno sguardo verso la possibile soluzione del problema. Dobbiamo andare in pubblicità e poi ultima parte di Effetto Friuli Giovani, c'era Di Piazza che aspettava, ma mi sa che lo sentiremo un'altra volta, che se mi dispiace tanto, ma mi piace sentirvi parlare tra poco. Bonus. Cercheremo di usare il bonus allora di questa serata perché siamo stati veramente ricchi, ma mi piace così, dai, per la prima puntata. Chi ha il microfono, chi voleva parlare, facciamo arrivare il microfono qua, allora intanto sentiamo... No, volevo dire una cosa, che dietro secondo me il discorso del razzismo, al di là della famiglia, forse perché io ho una bellissima famiglia alle spalle e ne vado fiera, però secondo me c'è anche un discorso di coerenza con la persona stessa, perché ad esempio nella mia scuola io vado d'accordo con tutti, ho amici africani, latinoamericani, non ho nessun pregiudizio, però c'è una ragazza, mi ricordo che conosco, che odiava tanto gli africani, a tal punto da lanciargli una cioccolata calda addosso quando l'ha incontrato sulle scale e prende in giro me perché ero a mangiare al ristorante arabo con un mio amico latino e una russa, per dirle, e adesso sta con un ragazzo africano. Quindi, cioè, nel senso,
Quindi secondo me ci vuole anche un po', non lo so, di coerenza, perché... Hai creato un climax ascendente tale che poi veramente ci hai lasciato... Sì, sei stata brava nel racconto. Quindi dico, vabbè, almeno io sono coerente con le mie idee, nel senso, sì, dico che c'è il bene e il male da ambe le parti, però almeno un minimo di coerenza, di coerenza, nel senso, se si è contro, se no, no. Cioè, oppure secondo si può anche me dire mi ero sbagliato. Va mi ero bene, sbagliato. secondo me è uno o l'altro. Nel senso che poi nel momento in cui conosci, diciamo prima fatto della conoscenza, nel momento in cui magari, chissà che magari grazie dopo questo rapporto non scopra delle cose nuove. Prego. Sì, a me piace fare questo intervento in questo momento, quindi alla fine della puntata, perché chiaramente io ho iniziato questa puntata pensando a leggi, articoli, studio giurisprudenza da 5 anni, quindi ormai è ovvio che sarei andata a finire lì, però dobbiamo assolutamente prendere atto del fatto che i ragazzi, devo parlare di loro purtroppo, però i ragazzi abbiano portato la discussione su questi temi piuttosto che su temi appunto di legislazione, discipline, pubblica amministrazione. E perché è importante? Perché appunto studiando giurisprudenza da 5 anni io ho capito una cosa, almeno l'ho capita, cioè che la legge non è quello che viene prima del comportamento dell'essere umano, ma è l'essere umano che viene prima della legge. La legge si basa su ciò che l'essere umano pensa, sul modo in cui l'essere umano vive e sulla società. È uno strumento la legge che l'essere umano ha a disposizione. E quindi perché è importante che loro abbiano fatto questo tipo di discorso adesso? Perché una società che inizia a parlare di questi temi e che inizia a cercare di ascoltare il magma che ha all'interno del proprio stomaco, è una società che poi farà le leggi giuste, è una società, anche se sul giusto e sullo sbagliato si possono fare altri discorsi importanti, però farà le leggi che se non altro rispettano un'evoluzione dell'essere umano, che è quello del rispetto dell'essere umano, che è quello del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. E mi sarebbe piaciuto parlare anche di questo stasera, il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, perché una società che prima non ha fatto questo tipo di discorsi è una società che poi quando ha di fronte una persona diversa da sé e ha magari un maggior potere, ma un potere calato appunto dalla legge, è quella persona che fa violenza sulla persona diversa, è quella persona che appunto non rispetta i diritti fondamentali dell'uomo, che sono diventati legge, ma sono diventati legge perché l'uomo prima ne ha parlato ascoltando proprio la propria pancia. Ed ha avuto questa sensibilità. Quindi pensavamo di aver fatto un passo indietro, invece abbiamo realizzato grazie al tuo intervento di aver fatto un passo avanti. Dov'è il microfono? Qua, prego. Prego? Sì. No, tornando al fatto del razzismo, quello interno anche, basta pensare all'esistenza di un partito qui, Lega Nord. Ecco il razzismo interno. Articola... Lega Nord... Cosa c'entra? Perché ci sono le regioni. Allora l'essere friulano è razzista nei confronti dei veneti o dei campani. Cosa significa? Cosa significa? Non c'è niente, non c'è un fondo di razzismo dentro Lega Nord. Perché non chiamarlo solo Lega? C'è una domanda adesso. Perché non chiamarlo solo Lega? Domanda. Guarda, no, perché non chiamarlo solo Lega? Perché, scusami, il pensare che storicamente l'unità d'Italia sia stato un errore e ritenere che ci sia una continuità territoriale all'interno delle regioni del nord tale da giustificare un federalismo oppure addirittura l'indipendenza delle regioni del nord significa essere razzisti? Qua abbiamo però qualcosa di... Vi chiedo scusa, non parlate senza microfono, altrimenti... Perché non ha significato? Senza microfono non parla nessuno. Uno alla volta, senza microfono non parla nessuno. Adesso puoi parlare. La domanda era: c'è un fondo di razzismo nel pensiero della Lega Nord? La risposta è stata questa. Tu cosa ne pensi? Io non ho capito il fatto che lei ha detto che la Lega Nord vuole la secessione. Secondo me la Lega Nord si fa su una cosa che storicamente non esiste, perché la Padania non... Cioè, quando c'è stata la Padania? E quando c'è stata l'Italia? Il Friuli, quando c'è stata quella Padania? L'Italia, 160, no, 150, boh. Più di 150 anni diciamo che c'è. L'anniversario è quasi vicino. E allora, cioè, ma prima, la secessione, anche il Belgio vuole fare la secessione, ma con l'Unione Europea, che cosa fai con la secessione? Dove vai? Ti stacchi dall'Italia per andare dove? È sempre Unione Europea, è sempre Schengen.
Che senso ha? Allora che senso hanno gli stati? E 150 anni fa lo stesso discorso che facevi tu, 150 anni fa si poteva fare Allora facciamo la secessione, e poi? Scusami. E poi con l'Unione Europea ci stacchiamo anche dall'euro, e poi? Matteo. No, non capisco. Tu invece, vabbè. Matteo, uno alla volta, fuori, in questo parliamo dopo, è veramente simpatico. Posso ritornare? Ammonito Matteo, Lola, dobbiamo trarre le conclusioni. Sì, si è chiamato Lola, esatto. Aurora. Una ultima conclusione, io direi che comunque ci terrei molto a specificare, non solo a parlare solo dei giornalisti o ai media o comunque anche a noi stessi, ma io preciserei e farei molta attenzione quando parliamo degli stranieri, soprattutto quando si dice il rumeno o quando vediamo soprattutto in prima pagina l'albanese ha ucciso. No, facciamo attenzione, perché l'Albania comunque è uno stato, è una nazione, ci sono secoli e secoli di storia. Quella persona che ha fatto il crimine ha un nome e un cognome, identifichiamolo con nome e cognome e non dalla nazione, anche perché da lì nasce il razzismo, da lì nasce anche la discriminazione e automaticamente quando tu vai a scuola, vai al bar o dici di essere da arrivare da quel posto, loro dicono ma quello che ha ucciso, no, io non... Certo, sicuramente i media hanno una responsabilità importante anche poi nell'uso dei Ma termini anche adeguati noi... dell'immigrazione, Ma capisco che migrante, anche rifugiato però è politico, difficile. sono definizioni assolutamente diverse. L'argomento era enorme, l'abbiamo sviluppato a modo nostro, mi è piaciuta questa puntata, me le dico da sola, comunque mi faccio anche da critico televisivo, no, volevo dire che insomma penso che avete rotto il ghiaccio nel modo migliore, vero? Possiamo assolutamente dirlo. Certamente abbiamo esordito nel migliore dei modi, comunque alla fine di tutto quello che deve essere importante sottolineare, è stato detto da alcuni studenti, è tenere presente la dignità dell'uomo, il rispetto della dignità dell'uomo prima di ogni altra cosa. Grazie allora a Emanuele Bertoni, docente referente della Consulta Provinciale degli Studenti. Io ringrazio anche gli altri insegnanti, ovvero Francesco Cioli e Nino Moro, che sono stati con noi questa sera e che rivedremo anche nelle prossime puntate. Grazie a Antonella Nonnino e Alessandro Ciani. Grazie a voi. Poi ovviamente i ragazzi hanno avuto la meglio, però grazie per i vostri interventi iniziali e per aver permesso poi che la discussione anche, chissà che alla fine quello che si diceva non sia un impulso, uno stimolo anche a voi, ovvero che non abbiate capito qualche cosa, quello che diceva prima, insomma partiamo da queste cose poi per scegliere le politiche migliori da portare avanti. Chiudiamo, so che siamo già in tardissimo, ma chiedo alla regia, facciamo arrivare un microfono qua perché abbiamo ci fanno un piccolo regalo, vi chiedo i nomi però. Rebecca e Sheila, ci fanno un piccolo regalo, però dovete mettervi due microfoni allora, uno a testa. E noi ci vediamo venerdì prossimo, comunque, sempre con Effetto Friuli Giovani e con un altro tema. Ci salutiamo con una sorpresa. Vai, ci siete? I heard there was a secret chord the baby played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth and fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overdrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she kept your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Grazie, a venerdì prossimo, ciao!